Amici di Radio Guest, buona settimana. Questa settimana siamo con Valentina Danelon, che è una direttrice artistica di un grandissimo festival nei suoni dei luoghi. Ma Valentina è anche una grande musicista. Innanzitutto benvenuta a Radio Guest. Grazie a voi. Buongiorno a tutti. Parliamo un po' di te prima di parlare ovviamente del festival. Per Valentina, che ha un curriculum incredibile, io veramente l'ho letto il tuo curriculum e veramente non sapevo dove leggere, perché leggevo collaborazioni, date, premi importantissimi, studi molto grandi, molto belli. Ma per te la musica che cos'è? È stato un percorso che ho iniziato fin da piccola, un po' per passione, è diventata la mia professione, ma continua ad essere effettivamente proprio un modo di vivere, quindi devo dire che difficilmente riesco a pensare la mia vita senza la musica. Sicuramente è entrata nella mia vita sotto vari aspetti adesso e assolutamente è una parte di me. È un modo per comunicare, è un modo per capire gli altri, per conoscere. Mi ha aiutata a conoscere moltissimo anche altri aspetti non legati alla musica, e quindi anche il viaggiare, il conoscere culture diverse. È stato sicuramente un modo di vivere molto importante per me. Sicuramente grazie alla musica hai potuto arricchirti sotto tanti aspetti. Questo è un fattore credo fondamentale per la vita di ognuno di noi, non credi? È stato, sì, diciamo che soprattutto tramite le orchestre, la musica, ho potuto coniugare anche una cosa molto importante che per me è viaggiare. A me piace molto viaggiare, è una cosa che fin da piccola ho potuto fare grazie ai miei genitori, e poi da adulta, per l'appunto, proprio grazie alla musica è stato un modo per conoscere il mondo, sì, decisamente. Cominciamo a conoscere anche il festival nei suoni dei luoghi. Hai anche dei collaboratori, sì, giusto? Chi sono? Sì, assolutamente. Diciamo che l'associazione Progetto Musica è l'associazione che organizza questo festival. L'associazione esiste dal 1994. Il festival invece è alla 22esima edizione. Quest'anno il presidente dell'associazione è Federico Marcor, il direttore generale invece è Loris Celetto, che è la persona che sta veramente lavorando sodo anche per realizzare tutte le attività. E abbiamo anche dei collaboratori interni, quindi Stefano e Sara, che ringraziamo sempre perché insomma ci aiutano a fare sì che tutto succeda e vada per il meglio. Quindi insomma una struttura abbastanza importante. Il festival nei suoni dei luoghi già ci dice qualche cosa. Che cos'è in realtà? Sì, il nome proprio vuole essere significativo, perché noi vogliamo portare sì la musica soprattutto classica, ma non solo, ma vogliamo valorizzare anche i bellissimi luoghi della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, quindi attraverso anche dei posti dove di solito la musica non viene frequentata, non viene proposta. Quindi non soltanto sedi di concerti, ma anche ville storiche, palazzi, piazze, alcuni antri di certi palazzi storici, quindi cerchiamo di variare anche le proposte, abbiniamo sempre delle visite guidate per far conoscere anche dei luoghi un pochino nascosti della nostra regione, quindi dare la possibilità di conoscere anche la nostra regione con la musica. Ecco, questa è una cosa molto bella, siamo di parte perché in questa regione ci viviamo, però è la storia che lo dice, viviamo in una delle regioni più ricche, quindi potremmo anche dire che grazie alla musica possiamo, o meglio, la musica diventa un veicolo per andare a conoscere ancora meglio la storia della nostra regione. Esatto, sì. Io stessa sono nata e cresciuta in regione Friuli, ma moltissimi luoghi non li avevo mai visti prima, e anche alcune curiosità, alcuni aspetti anche importanti della nostra regione li ho scoperti proprio grazie a questo festival. Siamo arrivati all'edizione numero 22, la 22esima nel 2020. Un anno molto particolare. Come si sta svolgendo questa edizione? Quest'anno, a differenza degli altri anni, la cosa fondamentale che abbiamo fatto, questo già, il nostro festival devo dire che inizia di solito ai primi di luglio, quindi eravamo ancora abbastanza nel pieno del Covid quando c'è stato il momento della programmazione. Abbiamo deciso quindi di dividere il festival quest'anno in 3 parti e non fare una programmazione unica fino a dicembre, dividere ogni 2 mesi quindi una parte del festival. I primi 4 mesi, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, si sono svolti bene perché siamo riusciti a realizzare tutti gli eventi, quindi dobbiamo ringraziare soprattutto il nostro pubblico perché ci ha seguito nonostante tutte le difficoltà, ma siamo riusciti a rispettare tutte le norme sanitarie che ci hanno imposto, e tutto si è svolto regolarmente, quindi tutto bene. L'unica differenza rispetto alla programmazione, diciamo, che avevamo ipotizzato, questo ancora a gennaio,
è stata nel chiamare principalmente artisti italiani. Noi che abbiamo un focus anche sugli artisti emergenti a livello europeo, ci siamo focalizzati per questi primi mesi invece sugli artisti locali, principalmente della regione Friuli e dell'Italia. L'ultima parte di programmazione che ci resta invece, quella di novembre e dicembre, prevedeva artisti anche di fama internazionale e anche stranieri, compreso il nostro co-direttore artistico, il maestro Stefan Milenkovic, che risiede negli Stati Uniti al momento, e quindi per ora tutta questa parte ovviamente è sospesa e attendiamo di poterla magari recuperare più avanti. È un anno molto particolare, noi non ne vogliamo parlare perché, come dicevamo prima fuori onda, sappiamo già tutto praticamente, però sì. Bello vedere che certe organizzazioni importanti come la tua riescono comunque a svolgere, ed è una sorta di the show must go on, cioè comunque andiamo avanti, cerchiamo di portare a termine e di raggiungere gli obiettivi che ovviamente il festival ha. Abbiamo tenuto fin da subito a cercare di realizzare comunque tutto dal vivo, per come siamo anche noi come format, per quello che dicevo prima, senza i luoghi e senza la musica dal vivo il nostro festival non ha senso di esistere. E quindi abbiamo evitato tutte le forme di streaming perché sapevamo già in partenza che non sarebbero state efficaci e soprattutto esaustive, e quindi ci siamo preparati per comunque realizzare il più possibile gli eventi dal vivo, e per fortuna ci siamo riusciti. Certo, si sarebbe un po' snaturalizzato, giusto? Perché ovviamente la musica live deve essere protagonista e ha un calore diverso rispetto a ascoltarla in streaming o magari in altre forme. I contenuti che possiamo trovare all'interno del festival, cioè all'interno dei concerti, quali sono? A livello di strumenti, a livello di brani, a livello di musica proprio? Sì, allora diciamo che appunto noi abbiamo più o meno diviso la programmazione tra artisti emergenti che selezioniamo mediante delle audizioni che si svolgono online, quindi da varie accademie di tutta Europa ci arrivano delle proposte di ragazzi che stanno ancora studiando, giovani artisti però veramente molto talentuosi, e quest'anno ne abbiamo selezionati in partenza, sono arrivate circa 100 candidature, facciamo una scrematura e scegliamo chi secondo noi può salire sul palco. L'altra parte invece dei concerti è dedicata a professionisti, quindi musicisti che lo fanno già di lavoro, già affermati, già che hanno una fama anche al di fuori dei confini nazionali, e prevalentemente abbiamo dedicato l'esecuzione di concerti sia di musica da camera, prevalentemente quest'anno da camera, ma con un'attenzione particolare a vari generi musicali, quindi non solo classica ma anche musica da film, musica pop, contaminazioni con la musica rock addirittura, musica folk, quindi sì, è jazz, quindi decisamente sì, abbiamo spaziato cercando di avere proprio come tema quest'anno la contaminazione. Prima di chiudere e ovviamente ringraziare i collaboratori che hai, ti faccio una domanda. Secondo te, se si potesse scegliere un genere musicale, quale sarebbe, secondo Valentina, il genere musicale del 2020? È una bella domanda. Lavorando anche con i giovani, anche con giovani che non frequentano così tanto la musica classica, mi rendo conto che poi quando la scoprono per caso trovano tantissime somiglianze con la musica che c'è ora, con l'energia soprattutto. Questo credo che sia la parola che adesso serve, l'energia e la positività, quindi se questo deve essere la parola chiave secondo me, trovare un genere musicale che trasmette in questo momento questo, e che trasmetta soprattutto il non sentirsi soli. Penso che ci sia molto bisogno adesso. È stato veramente un piacere passare questi minuti insieme con te per capire e conoscere quello che è il festival, un festival che naturalmente avrà tanti collaboratori. Li vogliamo salutare e ringraziare giustamente, prego. Saluto tutti quanti, ringrazio tutti come ho già fatto prima, Loris in primis, Stefano Sara, la Regione Friuli che ci sostiene ormai da molti anni, davvero siamo davvero molto grati alla Regione per quello che fa per noi, e Credi Friuli che è un nostro sponsor. Ovviamente tutte le realtà con cui collaboriamo e che ovviamente ci sono state vicine, con cui siamo riusciti a realizzare tantissimi eventi, non le cito tutte perché sono tante. Molto bene, siamo arrivati alla fine, grazie a Valentina Danelon, direttrice artistica del Festival Nei Suoni dei Luoghi, e speriamo di rivederci presto. Grazie ancora e tanti auguri per i tuoi lavori. Grazie a voi, grazie a te.